sono Maria Crivelli, volontaria dell'ODV Le Stelle in Tasca. Condividiamo insieme oggi l'esperienza dell'atelier di scrittura autobiografica avviato nella primavera del 2020. È stato il primo progetto dell'ODV realizzato in videoconferenza. Questa scelta per noi importante è stata dettata dal desiderio di dare continuità ai nostri progetti, sfidare un quotidiano pieno di ansie e sentimenti di impotenza, investendo al contrario in ore ed ore di dialogo tra noi, per adattare tutto ciò che eravamo abituati a condividere in presenza con l'esperienza mai vissuta del distanziamento sociale. La luce artificiale è il mio terzo lavoro autobiografico. Questa scrittura è stata ispirata da una riflessione nata durante il primo incontro, in cui siamo stati sollecitati ad esplorare il nostro immaginario attraverso le immagini. Il nostro formatore ci chiese a fine giornata di riflettere e di scrivere cosa avevamo evocato in noi quelle immagini, cos'era presente e cos'era assente. E ricordo di aver focalizzato immediatamente le assenze, avvertendo una grande tristezza. Ma nel reagire a questo stato d'animo decisi di concentrarmi sulle presenze ed è stato difficile. Per questa ragione ho intitolato questo lavoro La luce artificiale, perché in quel momento ho capito che ciò che mi ha resa forte e presente a me stessa non è attinto da me in modo istintivo. Io ho dovuto concentrarmi per sentire ciò che mi rende felice e una persona eticamente realizzata. La luce artificiale è un susseguirsi di episodi che non segue un ordine cronologico. Segue una sequenza di racconti, di scelte di vita, di ancore affinate nel tempo come l'ironia, il rifugio nell'incanto dei boschi, nei sorrisi che hanno accompagnato tutti gli insegnamenti ricevuti. E adesso vi vorrei leggere un breve testo che ho sentito di scrivere quando spento la webcam alla fine di quel primo incontro. Riprende il mio viaggio nella scrittura. È il 18 aprile 2020, siamo in quarantena, in emergenza da coronavirus-19 e lockdown, un altro contagio, ma lessicale. Questa parola riecheggia in tutte le conversazioni. La nostra condizione di reclusi è rappresentata da una parola che non vuol dire nulla, che ci distanzia dai ragionamenti essenziali che producono cambiamenti. Sono consapevole che anche questa situazione produrrà diseguaglianze. Mi mancano gli atelier di scrittura. Rappresentano una possibilità concreta di dialogo autentico, che si oppone a tutte le conversazioni che definisco confinate alle mie battute ironiche. Temo di restare delusa dalla videoconferenza, ma abbiamo scelto con risolutezza di intraprendere un laboratorio di scrittura autobiografica riservato ai volontari delle Stelle in Tasca, consapevoli che nella parziale videocircolarità del gruppo non si incroceranno i nostri sguardi, che dovremo fare a meno di tutte le sfaccettature della comunicazione non verbale, del linguaggio del corpo, importanti segnali di comunicazione a cui dovrà fare a meno anche il nostro formatore e conduttore del gruppo. Ma come accade ai non vedenti, si acuiscono altri sensi e la modulazione delle parole scandite dai partecipanti viene percepita da me in modo nuovo. La mia attenzione si sposta sulle tonalità dei suoni. Le parole pronunciate sono ricche di frequenze emozionanti. Non percepisco distacco per l'assenza di fisicità. Il viaggio è iniziato e, come sempre accade, verso mete diverse. Il viaggio dei miei compagni mi appassionerà. Coglierò dall'ascolto dei testi l'emozionante rappresentazione di storie nuove, che aggiungeranno altri tasselli alla mia comprensione della vita. Sorridiamo. Facciamo cenni d'intesa davanti alla webcam. Il nostro quotidiano è disarmante. Stiamo vivendo la nostra guerra, fatta come tutte le guerre, di impotenza, morti, coprifuoco. Grazie. In questo mio elaborato parlo di una reminiscenza della mia infanzia, si può dire, e puntualizzo fin dal primo momento che, come ogni cosa che io ho scritto di carattere autobiografico, per me è stata una forma di ricordo che ha fatto uscire poi delle cose
delle considerazioni che magari da bambino non avevo elaborato, ma che invece ho elaborato da adulto. E quindi parlo il mio elaborato è intitolato Agosto a Sciacca e si riferisce all'uso che avevamo con la mia famiglia di trasferirci a Sciacca per una ventina di giorni nel mese di agosto, e quelle erano le ferie un po' di mio padre e di mio nonno, di tutti quanti. E durante queste ferie io e mio padre andavamo a pesca con un pescatore del luogo che io descrivo. Non mi fermo qui per andare un po' avanti per dovere così di sintesi. E parlo di un'esperienza, il vento, e questo fenomeno fu capito immediatamente dal pescatore, che sollevò l'ancora e cominciò a remare verso riva. E mentre tornavamo verso riva le onde aumentavano, lui remava tranquillamente e io stavo al mio posto assegnato nella barca con la disposizione di non muovermi mai, e essendosi fatto buio ebbi la possibilità di vedere un cielo stellato, intensamente stellato, che io non avevo mai visto e che poi nella mia esperienza poi di adolescente e di uomo maturo ho visto pochissime volte, e quindi è stata un'esperienza che mi è rimasta scolpita nel ricordo e che è uscita poi spontaneamente in tutta la sua completezza. Per cui vi leggo soltanto alcune righe. Quindi io stavo sempre al mio posto, tenendomi al bordo della barca, incassando qualche spruzzo che mi arrivava al sopraggiungere delle onde. Ormai buio, guardavo il cielo. Il porto era già vicino. Quella sera il cielo era pieno di stelle. Non ne avevo mai viste tante. Come mai pensai tutte queste stelle? Ma prima dove stavano? Era come un tappeto di puntini luminosi che andavano avanti e indietro. Alcuni sembravano indebolirsi lievemente per poi riacquistare una forte intensità e diventare sfavillanti, diffondendo un lieve chiarore. Le deboli luci del porto attenuavano appena quel chiarore, che però riusciva sempre ad essere preponderante e diventare quasi lattescente. Veniva proprio voglia di toccare le stelle con le mani, seguendo la schiuma delle onde che si confonde con esse. Arrivati al porto ci salutammo con il bonario pescatore che, come spesso faceva, mi diede una pacchetta sulla testa, come per dirmi: hai visto come può essere pericoloso il mare? Non dimenticherò mai quel pomeriggio ed il cielo di quella sera, la brillantezza delle stelle, la purezza del loro chiarore. Altre volte, dopo tanti anni, mi sono trovato nel porto di Sciacca di sera, ma non ho mai trovato quel cielo stellato. In altri luoghi, in altre occasioni ho visto un cielo pieno di stelle, ma mai come quella sera. Ricordo spesso con piacere i tanti episodi della mia famiglia e dei miei vicini di casa di Sciacca, sempre molto cordiali, come tutte le famiglie dei pescatori. Uomini e donne solari che con la loro semplicità davano testimonianza di quanto profonda e vera possa essere l'umanità della gente di mare, profondamente provata da tanti pericoli. Forse altre volte nel porto le stelle non erano venute perché molti dei personaggi di quell'estate a Sciacca ormai non c'erano più. Spero di tornare ancora una volta nel porto di Sciacca, ma questa volta, in ricordo di loro, chiederò alle stelle di venire un'altra volta tutte. Chissà se mi accontenteranno. Questa è la fine ed è diciamo un episodio che porta anche un po' una reminiscenza di mestizia, così, perché mancano tante persone, familiari, ma soprattutto perché si era stabilito un rapporto umano di amicizia cordiale con la gente del luogo, con le famiglie che ci ospitavano, che veramente al pensare dopo lascia un pochettino così, un po' tristi, ecco. Grazie.
Riflettiamo insieme sul senso del mio lavoro di cui parliamo oggi. Il mio lavoro è la metamorfosi. Comincia con la riflessione sul passato, presente e futuro. Tutto ha inizio da un lavoretto creativo che io ho realizzato usando una serratura dalla porta d'ingresso da buttare via. E invece smontata e unita in altro modo, da tutto ciò è venuto fuori un lavoro dentro una scatola, a mo' di quadro, che poi ho dipinto in colore oro. Questa scatoletta è la parte principale della copertina del libro. Di lì è uscito fuori il tema della metamorfosi, con il conseguente titolo. Nel contempo voglio ricordare, ma penso che tutti ce lo ricordiamo, che tutto è nato nel periodo del Covid-19. Io per la prima volta, perché altre volte ho fatto altre autobiografie, scrivo in terza persona e quindi faccio parlare l'autore di me. Tutto viene fuori da alcune fotografie. La realtà si mischia a racconti di sogni e viene fuori un elemento diverso dove tutto è inframmezzato ai problemi emotivi contingentati dal Covid. In mezzo ai sogni non può mancare la amata Catania, la sua parte sotterranea e luoghi non più esistenti se non per il nome della strada rimasta, via Villa Scabrosa ad esempio. Devo riconoscere che gli incontri tramite la piattaforma Zoom hanno stimolato in me una partecipazione attiva che pensavo fosse possibile solamente durante i passati atelier effettuati in presenza. Continuo con una piccola parte estrapolata dal libro, dove praticamente sono le note dell'autore, dove dice che è nata un'alchimia perfetta e quindi facciamo parlare lui, anche se per poco. Mostra di donna, fatti vedere. Lo dice l'autore a Giacomo. Attende da lei un ritorno di parole. Giacomo, dopo tanti e tanti ripensamenti, dice: devo riconoscere con sommo piacere di essere molto felice di quanto è stato scritto ed estrapolato dai miei pensieri da parte dell'autore di questo testo. L'autore ha inserito il mio essere donna a 360 gradi e ha stimolato la mia umanità a meditare su ciò che è presente nella scrittura. Alla luce del presente, del passato che ormai è un ricordo, del futuro che ancora possiamo costruire. Sono emersi ricordi belli e brutti che, chiusi per tanto tempo nei cassetti della memoria, a poco sono usciti anche attraverso i sogni. Ho rivissuto emozioni che ora percepisco diversamente e che possono diventare porte aperte alla felicità. Mancano chiaramente alcuni punti che resteranno nascosti perché nelle storie di vite personali non tutto si può, si deve e si vuole scrivere. Si decide di limitare con consapevolezza quello che ci ha fatto male, privilegiando tutto quello che nel contempo ci ha fatto diventare le donne che siamo oggi. E completo così. Ho intitolato questa mia scrittura Passeggiate nel bosco perché appunto
come frase iniziale, la mia, vorrebbe essere questa. Questo sentiero, ecco, nel bosco in qualche modo potrebbe essere il sentiero della mia vita, un cammino tra luce ed ombre, nel bosco pieno di sorprese, a volte gradite e a volte meno gradite. Perché? Perché diciamo che il bosco per me rappresenta come il cammino della vita, dove ci sono attraverso il bosco il sole si vede a tratti, a volte ci sono dei tratti luminosi, a volte dei tratti oscuri. E anche il bosco rappresenta anche gli alberi dove praticamente gli alberi crescono perché hanno delle radici, come noi abbiamo delle radici nella nostra storia, perché la storia che ci porta avanti, che ci fa vivere, ci porta il futuro, in questo futuro ci sono delle radici che sono la nostra storia e se noi non coltiviamo le nostre radici, in un certo senso non abbiamo neanche un futuro, non abbiamo neanche un avvenire. Quindi perché queste radici della nostra storia ci portano a crescere, diciamo, a svilupparci nella nostra maturità, nel nostro essere, nel nostro vivere quotidiano. Questo in pratica è quello che volevo dire. Anche per me questo corso di scrittura autobiografica che è avvenuto durante il lockdown è stata la mia terza autobiografia. E proprio questa, forse perché eravamo in quel periodo un po' particolare in cui davvero mi sentivo delusa da quello che era successo, perché ho deciso e iniziato a scrivere sull'ultimo decennio della mia vita. Un decennio particolare perché in questo periodo di tempo io mi ero dedicata molto a riprendere delle cose che io desideravo fare fin da quando ero ragazzina. E tra questi c'era anche la pittura, cosa che non avevo potuto fare da ragazza e che finalmente mi ero decisa a imparare a intraprendere quest'arte. Quindi quel periodo di lockdown, devo dire, aveva un po' congelato la mia vita, perché non potevo fare più le cose che facevo prima, non potevo seguire dei corsi di preparazione, quindi per me era molto deludente. E ho deciso di scrivere proprio su questo perché volevo allontanare quella paura che un po' ci ha attanagliato per un lungo periodo. Io posso dire su quella che è la mia esperienza di scrittura autobiografica, che scrivere di sé è l'esperienza più umile che ci possa capitare, perché vuol dire mettere a nudo la propria anima ed è una scelta che richiede coraggio oltre che tempo. E alla fine è stato possibile realizzare consapevolmente che scrivendo la mia storia, questa stessa mi è stata restituita attraverso un viaggio interiore, carico di emozioni, che mi hanno cambiato, sì, ma in maniera positiva. Le parole, le stesse che ho fissato con l'inchiostro sulle mie pagine, raccontando il mio passato, hanno fatto sì che esso stesso alla fine venisse curato. Vorrei leggere uno scritto breve che avevo inserito nel libro e dice pressappoco così: scrivo e non permetterò al mio passato di cadere nell'oblio. Esso mi appartiene, così come quello delle persone che ho avuto accanto, per lunghi o brevi percorsi. Scrivo perché voglio capire me stessa. Scrivo per mitigare tutto quel che non è stato facile accettare.
e scrivo perché sento di dover dar voce ai miei infiniti dubbi, senza gettare la spugna sull'ulteriore sfida che il silenzio vorrebbe infliggermi. Grazie, per me è tutto. Il bello è in quasi tutte le parti, perché ho scritto anche su questo periodo che stiamo passando. E siccome ho pensato che poteva essere dura quell'altra, preferisco leggervi quella che io ho intitolato Alle falde dell'Etna, che qualcuno la conosce, ma qualcun altro no. Cioè ho parlato proprio del nostro, della nostra Sicilia in fondo, no? Perché ho parlato dell'Etna. Ieri sera ero in terrazza e godevo della vista delle stelle che brillavano. Dall'Etna in tutta la sua maestosità e dall'altra parte tra i profumi dell'alloro, del rosmarino e dei gigli ammiravo il mare fino ad Augusta. Le stelle sono così belle che guardandole me ne innamoro sempre, come se fosse la prima volta. Il loro scintillio sembra che voglia dirmi tante cose. A volte in mezzo a loro vedo il sorriso dei miei genitori e a volte converso con loro, perché sembra che ci ascoltino e ci comprendano. Ad un tratto mi sembrò che Rosmarino mi parlasse e che mi dicesse che l'oleandro era nato in una città vicina e che successivamente lo avevano portato sulla nostra terrazza. Durante il viaggio però la sua casa, un vaso di coccio rosso, si ruppe e il poverino rimase con le radici nude. Arrivato sul terrazzo fu risistemato in un nuovo vaso e ora era felice. Continuando nel suo racconto aggiunse che l'acero del vicino aveva rischiato di morire perché i padroni di casa lo avevano lasciato in pieno sole. Il secondo giorno il poverino si lamentava di essere senza una goccia di acqua e il terzo, per fortuna, rientrarono i padroni di casa ed egli fu salvo. I pini a questo punto presero la parola e mi dissero che la loro era una bella vita, se non fosse stato per il glicine che si lamentava continuamente e per le formiche che facevano loro il solletico e non li lasciavano riposare. Poi mi informarono che da qualche giorno era arrivato uno straniero, il mandarino cinese, che parlava poco perché ancora non conosceva bene la lingua locale. I primi giorni non riuscivamo proprio a scambiare parola, poi lui rispondeva con dei monosillabi che loro capivano. Adesso non fanno altro che salutare. La loro puntualizzò che nel giardino erano tutti ben accetti e raccontò che un giorno fu portata sul terrazzo una pianta che prima stava in soggiorno, adornata di molte luci. Provarono a parlarle, ma lei non rispondeva. Quando a loro davano la loro porzione di acqua, a lei non ne versavano. Una sera arrivò il vento e la nuova arrivava, vacillò fino a ruzzolare a terra. Il giardino a volte ci aiuta, perché noi passeggiando nel giardino pensiamo con tranquillità tante cose della nostra vita, siano esse buone, siano esse cattive. Io non vi nascondo che ormai appunto in questi 4 anni che siamo assieme sono felice di stare in questa, tra virgolette, congrega e lavoro sempre con felicità con tutte voi. Grazie.